The Dreamer Anticipazioni del 4 e 5 marzo. Sanem ferisce Jeanne nel bosco. Brigitte telefona a Yuma e la mette a corrente di quanto sta accadendo. La donna gli impone di stare calmo, ma lui è preoccupato perché se Jeanne lo mostrerà a Sanem, lui la perderà del tutto. Intanto Jeanne è tornato a lavorare vicino a Sanem e i due si ritrovano molto vicini. Gégé è lì con loro, li vede guardarsi a lungo negli occhi, così con una scusa li avvicina ancora un po'. I due parlano, poi Jeanne intravede Jit che li osserva. Alla tenuta intanto Jeanne, Jit, Gégé e Sanem sono nuovamente seduti al tavolo. Il Jit guarda continuamente il PC. Arriva però la madre di Janer, il bimbo che ama viaggiare, preoccupata perché non riesce a trovarlo. Aziz propone di andare tutti a cercarlo. Jan sospetta che sia nel bosco e tutti si organizzano per le ricerche del bambino. Il Jit vorrebbe andare con Sanem, ma lei lo scoraggia perché non può camminare. Jeanne allora si propone di accompagnarla, ma lei non vuole, dicendo di conoscere bene il bosco. Miriban però la convince dicendo che nel bosco ci sono degli orsi, così Sanem si fa accompagnare da Jeanne. Gégé va con Muso e Deren con Bulut. Leila e i genitori si sentono al telefono e lei viene a sapere della sorpresa che intendono fare a Mirre. Mentre sono lì, vedono il genero uscire dal palazzo dove credono che lui lavori e lo costringono a ritornare di sopra, scoprendo la verità sulla sua disoccupazione. Intanto Gégé e Muzaffer, con l'elmetto in testa, si accorgono di ritrovarsi sempre nello stesso punto. Sanem intanto avanza nel bosco e Jeanne comincia a chiamare il bambino, ma Sanem è sicura che non risponderà, perché Janer vuole davvero viaggiare per il mondo. Jeanne dice che anche lui viaggia da quando era giovane. Sanem gli fa notare che la sua è diventata un'abitudine. A un certo punto Jeanne e Sanem si inoltrano ancora di più nel bosco. Sanem pensa a ciò che ha scritto nel libro e ritiene di aver esagerato parlando di 3 figli, giacché è già difficile prendersi cura di un bambino solo. Jeanne la sente parlare e le chiede da dove sia uscita fuori questa storia. Sanem allora gli rinfaccia che è evidente che non abbia letto il suo libro e Jeanne ricorda allora il sogno fatto la notte precedente. Poco dopo ritrovano finalmente il bambino. Sanem gli fa presente che erano molto preoccupati che gli potesse accadere qualcosa. Jeanne rimane molto colpito da Janer perché ha piantato la tenda e sistemato l'attrezzatura proprio come avrebbe fatto lui. Così gli regala la sua collana, quella che indossano i marinai. Con quella lui saprà quando arriverà il momento giusto per partire per il mare. Poco più tardi Jeanne e Sanem consegnano il bambino alla madre che li ha raggiunti in bicicletta. Poi i due parlano. Jeanne vorrebbe che tornassero a casa insieme, perché lei non ha il telefono. Sanem gli chiede da quando questo rappresenti un problema per lui. Lei se ne va e lui è visibilmente contrariato. Intanto gli Edin parlano con Emirre. Sono dispiaciuti se lui ha raccontato la bugia del lavoro per loro e gli spiegano che non ha bisogno di dimostrare nulla, perché lui ama Leila e questo è ciò che conta. Lui dice di essere sempre stato solo perché i genitori si sono separati presto e il loro ha finalmente trovato una famiglia. Jeanne di nascosto segue Sanem che si mette a raccogliere fiori nel bosco. Lei sente dei rumori e pensa subito che sia un orso. Prende un bastone, fa il giro del cespuglio dando una bastonata sulla testa del presunto orso, che in realtà è proprio Jeanne. Jeanne sviene e Sanem subito lo soccorre. Jeanne si risveglia ma finge di essere svenuto. Lei appoggia la testa sulle sue gambe, lo accarezza e i due si ritrovano occhi negli occhi mentre provano emozioni mai svanite. Sanem gli chiede se stia bene, lui risponde che sta molto bene, così gli dà un po' d'acqua e Jeanne le chiede perché mai l'abbia colpito. Lei risponde che pensava fosse un orso, poi si accorge comunque che lui perde sangue dalla testa e decidono di incamminarsi verso casa. Fatta un po' di strada, Sanem fa sedere Jeanne sotto un albero e si accorge che dalla medicazione sulla testa esce ancora del sangue. La ragazza è comunque preoccupata perché Jeanne ha la testa gonfia e pensa che dovrebbe andare in ospedale. Lui però non vuole, ma desidera rimanere lì a riposare. Lei vorrebbe andarsene, ma decide di restare. Intanto Mekibe e Nihat sono preoccupati per Leila e Mirre. Nihat ha l'idea di chiedere al genero di lavorare con lui in drogheria. Lui è stanco e vecchio e vuole che Mirre lo aiuti. Leila non è d'accordo perché non lo trova un lavoro adatto al marito, ma Mirre accetta la proposta perché non vuole che la moglie stia male a causa della sua mancanza di lavoro.
Scende la notte e Jeanne e Sanem sono ancora nel bosco. Jeanne raccoglie la legna e ora sta meglio. Sanem suggerisce di tornare a casa, ma Jeanne fa di tutto per rimanere lì con lei da solo. Continua ad alimentare il fuoco e la invita ad avvicinarsi per non prendere freddo, ma Sanem preferisce stargli lontano. Jeanne ripensa al momento in cui Sanem non ha creduto che non fosse stato lui a bruciare il suo diario. Lei gli sta lontano, ma lui si avvicina e vuole sapere il nome della Fenice nel titolo del suo libro. Sanem gli fa presente nuovamente che sta parlando di qualcosa che non ha letto. Jeanne aggiunge comunque che la Fenice risorge dalle sue ceneri ogni volta e non importa quanto sia bruciata né quanto sia ferita, si rialza di nuovo e inizia da capo, proprio come lei. Ma Sanem gli dice che sta cercando di riavvicinarsi, ma lei non vuole che le faccia più del male e gli chiede di stare lontano. Nel frattempo Sanem ha chiuso gli occhi appoggiandosi ad un albero, lontano da Jeanne. Lui le si avvicina e la copre, poi credendo che le dorma le cita una parte del suo libro. Alcuni hanno visto la loro solitudine nei loro cuori, alcuni hanno visto cose che non hanno avuto modo di dire. Jeanne aggiunge poi che non ha finito di leggerlo perché sta leggendo ogni pagina migliaia di volte. Sanem apre gli occhi e trattiene a stento le lacrime. Al mattino lei si sveglia, Jeanne la sta guardando e stavolta anche lei lo guarda in modo diverso. Sanem ha un'altra luce negli occhi, poi entrambi concordano nel tornare a casa. Intanto Yuma si reca alla casa di montagna e cerca di entrare. Arriva un signore che le chiede chi sia e lei chiede se ci siano delle telecamere. L'uomo le dice che chiederà e li farà sapere. Intanto Mirre inizia a lavorare in drogheria e Niete gli fa indossare il grembiule blu. Il ragazzo ha ordinato roba costosa per il negozio e ha risistemato i prodotti. Alla tenuta Sanem raggiunge Jeanne seduto in giardino, mentre Jit li sta spiando. I due si guardano e si sfiorano dolcemente, mentre guardano insieme le foto da mettere nel libro. Jeanne le dice che ciascuna mostra un lato diverso di lei e le chiede quale lato desideri mostrare. Le risponde che vuole che sia evidente il suo lato di scrittrice. Poi Sanem si allontana spaventata dalle sensazioni provate. Intanto in giardino Jeanne viene raggiunto da Jit. Jeanne dice che lo stava aspettando e lo mette sempre più alle strette, mostrandogli ancora l'hard disk. A questo punto Jit lo affronta. Jeanne mente dicendogli che ha le prove della sua colpevolezza, che è stato lui a bruciare il diario di Sanem, mentre Jit gli dice di andare via, di ritornare da dove è venuto. Poi Jit lo prega di non costringerlo a rivelare tutto, perché Sanem non glielo perdonerebbe. Jeanne vuole dire tutto a Sanem, ma Jit si arrende e ad alta voce dice che sarà lui stesso a confessare ogni cosa a Sanem. Il caso vuole che proprio in quel momento arriva proprio Sanem, che è molto curiosa di sapere cosa Jit deve confessare. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!